In questo podcast di inizio anno vi presentiamo il vivace weekend nicese di inizio ottobre. Iniziamo con l'evento Malduv, che è stato ideato dall'artista visiva nicese Beatrice Roggero Fossati e dalle studentesse della nuova Accademia delle Belle Arti di Milano, Alessia Baranello e Arianna Tremolanti. La location scelta è stato al cortile dell'ex oratorio Don Bosco, in cui è stata allestita la mostra delle opere di 11 artisti che hanno vissuto a Nizza per un mese, precisamente nel mese di luglio, e hanno creato opere ispirate al territorio. Le organizzatrici di questo evento hanno creato una mostra insolita e stimolante, costruendo delle installazioni molto particolari e ad effetto, utilizzando materiali semplici e aggiungendo dei suoni, che hanno attirato l'attenzione di molti adulti e ragazzi. Si percepiva un'atmosfera magica. L'intento era quello di rievocare le bellezze dell'oratorio, dando però spazio all'arte visiva e sonora. Assieme alle installazioni artistiche sono stati allestiti stand di cibo, bevande e giochi, tombola con vari premi per i partecipanti vincitori, bocce, calcio palilla e anche ping pong. Il secondo evento che vi presentiamo è quello che ha visto coinvolti anche alcuni nostri compagni che sabato 1 ottobre si sono esibiti con le loro band in Piazza del Comune. L'evento è stato il lancio di un progetto della banda di Nizza in collaborazione con il comune che si chiama Suonatorio dei Ragazzi ed è dedicato a tutti i giovani di età compresa fra i 12 e i 25 anni che amano cantare o suonare. Chi volesse saperne di più può contattare la nostra redazione. Infine chiudiamo con il Festival del Disegno che ha coinvolto tanti bambini ma anche anziani e disabili di Nizza e dintorni. L'organizzatrice dell'evento nazionale, che a Nizza è giunto alla 4ª edizione, è stata l'assessore Ausilia Quaglia, aiutata però da alcuni artisti, Eugenio Carena, Gian Giacomo Calvi, Cinzia Savina e Federico Giacosa. Anche alcuni nostri compagni delle classi 4ª liceo hanno collaborato con il prof Bosca a gestire laboratori e si sono divertiti ad aiutare piccoli e grandi artisti a sperimentare nuove tecniche.